buona gara, dai, una classica partita di fine anno molto corretta dove alla fine a nessuna delle due squadre importava più di tanto il risultato. Naturalmente sei primo, è importante continuare a vincere, ma oggi era pure sano divertimento per tutte e due le squadre. L'ultima partita dell'anno, come oggi andremo a fare una partita tranquilla, senza pressioni, a risultati acquisito, a divertirci e a finire i nostri festeggiamenti per la giusta promozione. Non è stata facile il tiro perché ero col piede debole, la prima occasione me la sono mangiata davanti alla porta, molto semplice, dovevo solamente appoggiarla, ma me la sono mangiata. Ma ho ripiegato con questo tiro col mancino e ho portato alla vittoria la squadra e sono contento. Sì, la sento addosso, mi hanno accolto molto bene sia i tifosi che dirigenti e giocatori. Siamo una grande famiglia e sono contento, anche perché l'anno scorso ci siamo affrontati con il Geraci, in prima categoria, giocavamo nel Calcherelli e diciamo che non è andata molto bene tra Geraci e Calcherelli. Però sono contento di essere qua e basta. Sogno di una chiamata di categoria superiore, ma non mi cambia se gioco nel Geraci o se gioco, non lo so, in un'altra categoria anche più bassa, ma va bene così. Speriamo in una bella festa, anche perché non abbiamo festeggiato del tutto. E vediamo domenica di vincere e concludere questo campionato. No, io mi sento sicuro perché anche la squadra accompagna, siamo una squadra unita, umile e mi sento sicuro per loro perché mi danno una mano grandissima. Sì, è stato bello, ma sempre importante vincere. A nessuno le piace perdere e siamo venuti qua per vincere e lo abbiamo fatto una grande partita. No, io nel momento la partita mi sento tranquillo, ma dopo sì, tutto felicità, abbiamo festeggiato, una felicità grandissima. Tutta la gente, la società, i compagni, bravissime persone e sono contento di stare qua. Il risultato che non è mentiroso perché noi abbiamo fatto una partita penso che buona, soprattutto il secondo tempo, abbiamo saputo soffrire, ma sono 3 punti che alla fine non contano tanto perché il campionato è già vinto, ma è bello vincere e giocare e vedere anche i compagni che non hanno giocato tanto durante questo anno, giocare tutta una partita e niente. Contento soprattutto per loro che meritano, no? Penso che Yusuf, quelle che hanno giocato, Albanese questa volta, mi hanno dato una mano, niente, sono contento anche per loro che hanno giocato un po' di meno, ma sì, ci ha mancato Gonzales, Bacca, Cech e altre persone importanti, ma niente, i ragazzi sono anche con noi preparati per aiutare, per dare una mano e penso che l'hanno fatto bene, dai. L'ultima sarà bella perché sarà una festa, anzi che noi abbiamo vinto il campionato settimana scorsa, ma questa penso che l'ultima sarà più bella perché è l'ultima della stagione, giochiamo in casa e niente, aspettiamo tutti i tifosi, tutta la gente dei Ceraci, anche di fuori che vogliono vedere e festeggiare con noi, che sono parte di questo campionato, che l'abbiamo combattuto e l'abbiamo saputo soffrire, ma giusto e meritato che ci siamo con questo risultato oggi che ci ha portato in eccellenza di nuovo.